Amici culturisti dei computer, dei PC, dei Mac e dei Mac. Ora oggi, amici, ho tirato giù il mio Mac Pro, Mac Pro del 2009, quadricore, 2,66 GHz, 8 GB di memoria. C'ho già 4 hard disk dentro, però adesso amici, io adesso ho deciso che questa macchina, amici miei, la voglio potenziare, visto che è l'unico computer del Mac che si può ancora potenziare su tutte le sue parti, dalla RAM, dal processore, naturalmente gli hard disk e la schede, si possono mettere schede USB 3 o USB-C, possiamo mettere altre schede video. Adesso io qua ce ne avevo messe due quando l'ho comprato, invece di una ne avevo messe due per avere due monitor della Apple attaccati. Però ad ogni modo adesso sono 15 anni che non lo tiro fuori dallo studio, quindi non so neanche se c'è molta polvere dentro. Ad ogni modo devo cambiare la pila, perché ormai la pila non tiene più la memoria, la data, insomma le memorie della data, quindi ogni volta mi tocca sempre sistemare la data tramite internet. Ad ogni modo adesso io ci cambio la piletta, che è una CR2099 credo, o 3099, adesso non mi ricordo la sigla. Va bene, ad ogni modo questo qua, vedi, è quello che ha 3 porte USB qua di dietro, 2 porte filo 800, 2 porte digitali, 2 Ethernet. Vabbè, poi qua c'è davanti, ci sono altre porte, ecco, poi davanti qua ci sono 2 USB anche qui e 2 800 e 2 fili 800, quindi era messa abbastanza bene. Adesso amici attacco qui nel cavalletto la macchina, ecco qua. Allora amici, la prima cosa da fare, aprire a Pippo che vuole andare fuori. Ora la prima cosa da fare, tirare questa leva, così vediamo quanta polvere è accumulato dentro, perché la ventola tira dentro la polvere. C'è una che la tira fuori, però anche una che la tira dentro. Quindi andiamo a vedere come sta messo questo computer. Ok, allora, vediamo, questo lo mettiamo qua, fuori, là. Allora amici, qua dentro è fatto così, vedete? Allora, adesso io qua dovrei anche accendere le luci, così ci vediamo meglio. Io accendo la luce qua, ci vediamo anche meglio. Dov'è? È sparita la luce. Dove è andata a finire? Là. Ecco, allora, vediamo. Ora amici, qui ci sono gli hard disk, i 4 hard disk da 3,5 pollici, quelli interni, dopo qui 1 e 2, io le ho messe distanziate per non farle scaldare, allora gli ho dato dello spazio. Sono le due schede video Nvidia GT120. Qui c'è la RAM, amici, qua c'è la RAM, 1, 2, 3, 4 banchi da 2 giga, ma io li cambio, ne metto 4 banchi da 4 giga, perché non posso lasciargliene 2, metterne 2 mettiamo da 16, perché non la riconosce. Devo mettere per forza 4 banchi da 4 giga e portarla a 16 giga, al doppio. Adesso, amici, adesso viene il bello, dopo va bene, qui vedete c'è la ventola, scheda madre, qui dentro c'è il processore. Un po' di polvere c'è, vedete? C'è sì, cari amici. Questa è una bella soffiatina. Amici, qua c'è Pippo, una bella soffiatina. Allora. Riprendiamo, Allora, adesso, amici, per togliere il pacco della CPU, questo pacco qua, bisogna tirare così queste due levette, poi tirare verso l'esterno, ecco, e la CPU è già qua. C'ha una dritta
ecco, vedete? Avete visto, amici? Ecco, questa. Qui dentro c'è il processore, che può essere sostituito con uno più potente se uno vuole. A me mi interessa adesso fare la pulizia e cambiare la piletta che è lì. Guarda, devo togliere le schede, video, perché la piletta sta proprio lì in mezzo. Che scalogna. Ecco, amici, vedete dove sta la pila? Allora, per sostituire la pila, cari amici, adesso andiamo a vedere, zoomiamo e ci guardiamo. Ora, per sostituire la pila, eccola là, vedete dove sta? Guardate dov'è, eccola lì, vedete? Ecco, devo togliere tutte e due le schede, neanche una. Io proverei soltanto a toglierne una, ma visto che ci sono, le tolgo tutte e due, le soffio, gli levo la polvere dalle pentole. Avete visto? Ecco, lì, amici, è dove si va poi a incastrare un'altra volta la CPU nel suo zoccolo, vedete? È lì. Questi fanno le guide, questi bulloncini, queste qua sono le guide, queste, vedete? Queste qua, tutti questi qua, in modo che quando arriva laggiù è precisa, il maschio con la femmina sono precisi. Bene, amici, vedi, c'è la ventola che raffredda la CPU, l'altra ventola che porta l'aria fuori, e dopo ce ne stanno altri sopra lì, e lì ci sono gli hard disk, li vedete? Ecco gli hard disk, guardate. Adesso io ne sostituisco due, ci metto due Samsung da 1 terabyte, perché ci sono vendono delle sdritte apposta su Amazon, quindi tolgo via queste sdritte qua e metto le sdritte di Amazon che si adattano, che sono adattabili per gli SSD, quelli da 2.5 naturalmente. Bene, amici, adesso io comincio a lavorare, adesso chiudo per il momento. Allora, amici, riprendiamo, Ora la pila è questa. La pila è ecco, ce l'ho perché per fortuna ne ho 7-8 di ricambio. Le avevo prese tempo fa. È una CR2032, non so se si vede. Vediamo. Se vede, ma qua va a vedere. Ecco qua, così si vede. 2032. Bene, allora, amici, un po' di polvere c'è, non tanta, Io pensavo che ce ne fosse molto di più, però una bella pulita. Dopo mi devono arrivare due hard disk della Samsung, due SSD da 1 terabyte, quindi 1 terabyte qua, 1 terabyte qua. Questi li lascio per i file e roba del genere, per la musica, per immagazzinare musica e video. Dopo dovrei metterci anche una scheda video nuova, però ho guardato in giro, amici. Ad ogni modo le schede sono queste, allora vedete, sono due. Queste sono le schede Nvidia GeoForce GT120, Adesso gli do una spolverata pure a queste, vedete amici? Eccole qua. Queste non hanno bisogno neanche di alimentazione extra, perché le nuove della ATI Radeon dovrò prendere poi la corrente da qui sotto. Qui ci sono dei cavetti che ti danno loro e dopo si attaccano qua dove ci sono questi 4 piedini qua, vedete? Vedete qua? Ecco, qua e un'altra qua. Ti danno il cavo loro, quindi quando prenderò la ATI Radeon dopo io farò il lavoro ancora meglio. Ecco, vedete, quelli sono gli slot. Gli slot, adesso uno sopra lì non si vede perché c'è l'hard disk, dovrei togliere i 2 hard disk, però a me non mi interessa, a me mi interessa questo e questo. Al limite lì ci metto un USB, un USB-C, una scheda USB-C con 4 porte in più o 6, adesso dipende da quale compro. Ecco amici, queste sono le schede, questo è il pacco del processore, dentro c'è il processore, quindi adesso una bella soffiatina, dove quando arriva, adesso ordino le RAM, perché mi devono arrivare dall'Inghilterra, queste qua sono a 240 piedini, 1067 MHz, 66-67,
quindi non ce l'hanno su Amazon, ce l'hanno su eBay, ma sono usate e io quelle usate non mi fido, che dopo vado a spendere dei soldi, vado a dare dei soldi con la carta di credito a gente che mi dà della porcheria. Invece su Amazon posso sempre ridarglieli indietro. Già. Ok amici, adesso comincio la pulitura. Amici, riprendiamo, amici, sto qua, ciao amici. Voi che siete amanti dei Mac dannata, Ogni modo, adesso io ho pulito tutto, gli ho dato una bella pulitina con questo, mi raccomando, non pulite con alcol o roba del genere. Vetril. Adesso qua è andata via l'etichetta, ma è Vetril è questo qua, quello con la bombolina azzurra. Capito? Che è anche antistatico, quindi non rovina le serigrafie, non rovina le plastiche, non rovina niente. Avete capito? Provate sempre con questo qua, uno straccetto inumidito, lo passate sopra, guardate che spettacolo, guardate qua che pulizia. Naturalmente poi ci ho soffiato col compressore, perché se chi non c'ha il compressore farà con un pennellino, va bene amici? Adesso io qua ho varie pile CR2032, Quindi adesso andiamo a vedere, adesso mettiamo la fotocamera qui, se ci riesco a farla al colpo. Ecco, è sempre difficile infilarla, però. Allora amici, adesso mi levo gli occhiali questi qua perché mi danno fastidio. Allora amici, vediamo un po' perché questa lampada adesso qua dà fastidio. Allora, adesso andiamo a vedere, questa è quella che io ho tolto, abbiamo detto CR, amici, sto qua, 2032, sono sempre queste, vanno anche in tutte le apparecchiature queste. Adesso mettiamo più e vediamo quanto è scarica, beh, infatti non c'è niente, vedete, l'ho messo a 2 volt ma non arriva neanche a 10 mV. Allora proviamo una di queste che sono nuove, sono tutte nuove, le avevo già comprate. Ecco, questa è super carica, vedete amici? Vedete la lancetta come va su? Avete visto? Bene, ci metto questa, siamo a posto. Muy ande bien. Voilà. Adesso per mettere questa pila, amici, non è mica una cosa tanto facile qua. Adesso mettiamo la fotocamera in modo che si veda bene. Voilà. Ecco amici, adesso io cercherò di avvicinarla il più possibile a dove devo da lavorare. Allora, si vede, riesco a vedere la pila dove che la devo mettere, mica si vede tanto bene qua, boh, forse così. Amici, non è facile vedere tanto bene qui, devo zoomare. Ecco qua. Amici, pila nuova, mettiamo a fuoco. Adesso infilarla dentro, bisogna alzare il piedino e infilarla dentro, che non è che è una cosa facile perché c'è poco. Allora, vediamo, dovrebbe essere la cosa più facile del mondo se riesco a vederci bene. No, non ci vedo bene, con questi occhiali non vado bene. Proviamo con quest'altro. Allora io dovrei infilarla, eccola qua. Ora amici, si infila da quella parte a destra, si fa scivolare dentro piano piano, ecco, e lei è andata già al suo posto. Bene amici, avete visto? Avete visto? Ecco, mettiamo a fuoco, metti a fuoco delinquente. Va bene, adesso abbiamo visto come si fa, Ecco amici, guardate. Vediamo.
Ecco, si infila a destra, si fa scivolare dentro piano piano senza sforzare la linguetta, se no ve la giocate. Se voi giocate la linguetta dovete smontare la scheda madre. Quindi bisogna sempre stare attenti a quello che si fa. Va bene, adesso qua è andato fuori fuoco. Bene, adesso amici passiamo al montaggio vero e proprio del tutto, i componenti. Adesso io metto le due schede qua, le due schede, amici, le due schede video, queste qua, una e due. Adesso io rimonto le due schede video, pulite tutte, soffiate. Amici, ho fatto una grande pulizia qua, perché qua veramente un po' di polvere, non ce n'era tanta, però un po'. Ora quindi si può soffiare, vedete, anche da qui, in modo che esce fuori poi, oppure col soffiatore, anche tenendo ferma la ventola con un dito, così si può soffiare dentro, qua, bene, avete capito? Ecco, questa scheda video ha la DVA e la mini DisplayPort, quindi si possono attaccare due monitor, uno con la DVA e uno con la mini DisplayPort, e questa è la gemella, è uguale. Bene amici, adesso preparo il cavalletto e dopo monto tutto, vedete, tutto bello pulito, non c'è un grammo di polvere. Bene amici, allora le schede le ho messe, le due schede, sì, sono dovuto stare attento perché andare a centrarle nello zoccolo si deve guardare da qua, dalla finestrella, da qua da dove c'è gli attacchi della scheda, perché altrimenti si sbaglia, e se si rovina lo zoccolo dopo i piedini, la piedinatura, siamo rovinati. Quindi una io ho lasciato lo spazio come prima, vedete, così c'è l'aria, può circolare tranquillamente. Dopo lì ci stanno altre, mi sembra 1, 2, 3, 4 e 5, altri 3 slot per altre 3 schede, però io poi ne metterò una USB-C con 4 porte USB-C, così posso mettere degli hard disk veloci, degli SSD veloci, quelli della Samsung, amici. Adesso io ne ho presi qualcuno, vedete lì, vedete i T7, ho presi quelli interni, quelli esterni, i T5, ne ho presi una decina. E adesso ci sto mettendo i sistemi operativi, insomma quasi finito, me ne è rimasto solo uno da mettere, un sistema operativo, però uno lo lascio per il nuovo sistema quando uscirà adesso alla fine dell'anno. Bene amici, adesso è il momento di mettere la CPU, la CPU che c'è attaccata pure alla RAM naturalmente. Bene, e abbiamo finito, dopo proverò che tutto vada bene. Voilà. Adesso questo qua amici c'ha la sua slitta, e c'ha i suoi centratori qua, quindi non ci si sbaglia qua. Adesso vediamo dove sta lo straccetto per dare una pulitina, dove l'ho messo, ma è sparito? Ma eccolo qua. Una pulitina bisogna dargliela, cari amici, non si può lasciare tutto sporco. In ogni modo ricordatevi, Vetril, quello con il barattolo azzurro, che è antistatico, respinge la polvere, avete capito? Ci siamo capiti? Vabbè, in ogni modo meglio di così non va, amici, meglio di così non si può. Adesso infiliamo dentro nella sua slitta. Ecco amici, voilà, avete visto? Si chiudono le linguette e siamo a posto, Boh, coperchio, e andiamo a provare subito come va. Allora, il coperchio apre così. La linguetta qua è fuori, là. Dovrebbe andare così, credo, Voilà, ecco amici, siamo a posto.
Amici, il più grande lavoro l'ho fatto, adesso devo solo andare ad accenderlo per vedere che non abbia fatto qualche danno, ma non credo, perché non l'ho né sbattuto, anzi adesso devo fare un altro lavoro. Amici, adesso devo fare un altro lavoretto, Oh, allora, vediamo. Bene. Amici, se cominci, sto qua, adesso lasciamoci questi occhiali qua, facciamo la misura precisa. Potrei farlo così, guarda, se lo metto così è ancora meglio. 1 e 2. Amici, ne taglio 2 pezzi uguali, così non sbaglio. Ecco qua. Una pulitina, dove lo straccetto qua. Pulire sempre prima di attaccare qualsiasi cosa. Una pulitina, così non c'è la polvere, Amici, state seguendo? Così si trattano i computer, Questo è del 2009, ha la bellezza di 10, quasi 15 anni, diciamo 14 l'hai già fatto. E ce l'ho nuovo di zecca. Adesso lo potenzio, ci metto più RAM, ci metto 2 hard disk SSD, ho preso anche gli slot apposta per attaccarci gli SSD all'interno della scheda, così è ancora più veloce la SSD. E dopo compro una scheda video naturalmente che abbia la funzione metal, perché queste purtroppo la funzione metal non ce l'hanno. Quindi se apro un qualsiasi browser mi va, ecco, questo qua non va più bene perché è andato a farsi benedire la colla. Beh, adesso ne facciamo un altro. Col tempo un po' si secca la colla. Allora ricominciamo, Allora cambierò la scheda video, metterò una scheda video potente, insomma tutto quello che serve, cari amici. Così più o meno deve andare. Ecco qua. E una e mettiamo la seconda qui. Togli via sta carta, bisogna stare attento perché si porta dietro la colla dopo se non stai attento. Voilà, e una qui. Ecco amici, il gioco è fatto, adesso non mi rimane nient'altro che fare così. Oppala, girare il tutto e metterlo così si schiaccia e si incolla meglio. Allora amici, adesso ho avviato qua il Mac Pro, adesso io l'ho avviato con questo hard disk qua della SIE esterno, è un 3,5 pollici. Adesso poi quando mi arrivano i dischi, quelli nuovi, gli SSD, ci mettiamo quelli. Amici, se è acceso vanno tutti e due i monitor, che sa, pulire le schede video, ho fatto bene a togliergli la polvere dentro, perché sennò altrimenti anche la ventolina non raffredda bene la scheda. Ad ogni modo, qua i dischi ci sono tutti, vedete? Questi sono tutti i dischi che sono collegati adesso in questo momento al Mac. E ce ne stanno un bel po', adesso speriamo che tutto vada bene. Adesso accendiamo il mixer qua. Ok, muy bien. E accendiamo le casse.
le casse amplificate, quelle lì, Vediamo se suona, se fa tutto quello che deve fare. Oh, adesso ancora sta andando, qua ancora sta caricando. Oh, adesso mettiamo qua un DJ e adesso ancora, in ogni modo ci devo mettere gli SSD e aumentare la RAM, altrimenti, perché io ho provato già un SSD esterno, è molto, 10 volte più veloce di questi dischi qua. Questi vanno bene per i backup, cari amici, avete capito amici? Questi vanno bene per i backup e per quella cosa lì. In ogni modo ci siamo, Adesso aspettiamo che si va tutto, che si mette tutto come si deve. Ecco qua. Bene, allora vediamo se suona, se fa quello che deve fare, Ora amici aspettate che me levo questi occhiali un attimo, se no non vedo niente. Mettiamo questi. Ora Smogets, un po' di Smogets con sciatoia da tastiera e facciamo automix. Ecco. Amici, ho lavorato fino adesso con questo computer qua, col Mac Pro del 2009. Ad ogni modo ho scoperto una cosa facendo delle prove, che le due schede video qua, le GT 120 GeoForce della Nvidia, cari amici, quelle lì non hanno la funzione metal, quindi video molto elaborati, oppure se metto dei browser adesso aggiornati, di quelli nuovi che leggono anche filmati in 4K, purtroppo queste qua, non avendo il metal, vanno in blocco. Quindi ho scoperto questa cosa, però non è problema, perché questa qua io poi la adopero per la registrazione in studio, quindi non me ne frega niente di lanciare dei filmati in 4K, c'ho gli iMac, i 5K, perciò quindi non c'ho problema. Ad ogni modo va bene, tutto ok, tutto funziona a meraviglia. Ad ogni modo ho lavorato fino adesso, che ora sono? Vediamo un po'. Cominciato alle 3, alle 4 del pomeriggio, sono le 22:10, va bene, sono le 22:10 e adesso mi faccio un bel tè, cari amici, un bel tè caldo. Avete capito? Ci vuole pazienza amici, ci vuole molta pazienza. Adesso ci sentiamo un po' di musichetta. Bene amici, il computer va, quello è l'importante, che vada. Ad ogni modo dovrei cambiarci la scheda video anche, adesso vedrò, metterò un ATI Radeon, che quello c'ha la funzione metal. Che ci volete fare, cari amici? Va bene, vi saluto, ciao.